Na 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 na. Ta 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 ta. Napoli, se sei antinapoletano, io sapevo che prima o poi sarebbe arrivata. Io lo sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo commento. E sì, signori, sì, sì, dal profondo del mio cuore io sono antinapoletano. Perché parlo bene delle altre squadre e quindi sono antinapoletano. Mi sembra giusto, il ragionamento è giustissimo. Quindi sono un antinapoletano dichiarato. Lo dichiaro, non tifo Napoli, sono in borghese. Aiuto. Ma facciamo un po' i seri, Leggete qui cosa c'è scritto. Leggete che c'è scritto. Signori, io... Questa è una cosa che io non capirò mai. Allora, con calma, innanzitutto, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Allora, signori miei, qui cadiamo nel ridicolo perché in molti non capiscono una cosa molto fondamentale. E io l'ho sempre detto, quando ho aperto il canale, questo canale parla prettamente di Napoli e lo vedete nei giorni che non ci sono le altre squadre di Serie A, si parla solo ed esclusivamente del Napoli. Punto, basta. Quando ci sono le altre squadre, come poi capirete naturalmente, se gioca il Milan esce il post partita del Milan, se gioca la Juventus uscirà il post partita della Juventus, gioca l'Inter, Fiorentina e via discorrendo. Oramai quello è target del profilo del canale, parlare anche di altre squadre. Però che io appena, addirittura mi hanno detto Neapolis, tu sei juventino, tifi Juventus perché parli bene della Juventus. Allora, dovete capire una cosa, che non esiste solo il tifoso che aizza contro, no? Hai visto? Ieri Lautaro Martinez si è buttato 2 volte in per il rigore, non gli hanno dato il rigore, hai visto? Però se lottavano, se stavano sullo 0-0, il rigore ci volevano all'Inter perché la Marotta lì. Ecco, io voglio evitare di finire nel trash napoletano per queste cagate. Scusatemi ragazzi, perché io vedo molti tifosi napoletani, no? Che per far visual parlano male delle altre squadre, denigrano, no? Scusa, vedi la lavastoviglie, vedi che scola come lo scolo del cesso, perché quando dite queste cose, io vi giuro, vi premerei il bottone e vi farei uscire come spaga a merda, una botta, perché credetemi, è veramente ridicolo che io qui nel 2024, quasi 2025, debba giustificarmi perché parlo bene delle altre squadre. Qual è il vostro problema? Se io parlo bene delle altre squadre è perché se lo meritano. Come fate a dire che l'Atalanta non merita di stare al primo posto in questo momento? Come facete? Come fa? Ci avete il prosciutto sugli occhi? Io ho visto gente, tifosi napoletani, dire l'Atalanta te no mazzo, l'Atalanta ne è buono, l'Atalanta te no culo, gli sta girando tutto bene. Gli sta girando tutto bene, ma per come gioca l'Atalanta è giusto che stia attualmente al primo posto prima del Napoli. Poi noi dobbiamo ancora giocare, noi ci sta che domani vinciamo 3 o 4-0, ritorniamo sopra e chiudiamo la bocca a tutti quanti. Come spero che sia chiudere la bocca a tutte queste bande scem antinapoletani, veri antinapoletani, va bene? Però che voi mi veniate a dire stai diventando antinapoletano perché parli delle altre squadre, ragazzi, io vi ripeto, siete liberi di abbandonare il canale se voi pensate questo di me, perché io ho sempre detto, da me avrete avrete i video più sinceri possibili. Addirittura quando mi sono permesso di criticare il Napoli di Spalletti, sei un folle, non puoi criticare Spalletti, io l'ho criticato pure la stagione dello scudetto. Andatevi a vedere Napoli-Lazio 0-1 se non sbaglio per la Lazio, ma non mi ricordo, col di Pesino, non mi vorrei dire una stronzata. Andate a vedere lo sfogo che io faccio. Eppure avevamo 10 punti, 16 punti, 17 punti di vantaggio sulla seconda. Quindi ecco, ragazzi, non mi dite questo, vi supplico, perché tifate Napoli, perché avete iniziato a seguire il Napoli da quando sta in cima al campionato, ma quando Napoli stava in Serie C, tifavate tutti Juventus, Milan e Inter, tifavate a Napoli. Non venite a fare i fenomeni da baraccone
perché vi smonto a tutto quanto. Avevo mobile dell'Ikea, pum 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 pum, vi smonto. Non mi potete venire a parlare di questo, Napoli, tu non sei tifoso napoletano perché parli bene dell'Inter. Ma se l'Inter gioca un grande calcio, se l'Atalanta gioca un grande calcio, perdonatemi, non posso parlare di grande Atalanta e grande Inter? Perché non lo posso dire? Perché sono un tifoso napoletano e quindi devo parlare male per forza delle altre squadre. È una cazzata clamorosa, vi hanno inculcato qualcosa nella mente che è sbagliatissimo. È sbagliatissimo, Pensa, io l'ho sempre detto, quando entrate qui dentro avrete uno che parlerà di calcio. Non inizierà a dire Marotta League di qua e di là e questo e quello. No, perché non me ne fottono un cazzo. Sinceramente, lo sapete come la penso io. Lo sapete benissimo, lo sapete benissimo. Va bene? Quindi, quando io parlo bene delle altre squadre, e ne ho fatto pure bene, ho parlato bene anche della Juventus. Rendetevi conto, ho difeso Vlahovic e lo difenderò sempre Vlahovic, perché per me Vlahovic è un signore giocatore. Va bene? Parlerò male di Lukaku e lo farò sempre, pure se mi porterà lo scudetto, perché quello non è il mio attaccante. Vabbè, a me non mi piace Lukaku, lo sapete. Io non lo nascondo, non faccio così sotto, vedi c'è la tovaglia, buttiamo la polvere, lo sporco sotto la tovaglia. No, su questo canale si parla serenamente, si discute e si parla delle altre squadre, perché così deve essere, così deve essere. Una volta a settimana, una volta ogni tanto che si parla di Inter, di Juventus, di Milan, di Atalanta, e sempre gli stessi commenti, e tu sei antinapoletano, e sei di là, sì, allora se mi credete che io sono antinapoletano, da oggi credete che sia antinapoletano, sì, schifo il Napoli, va bene? Per alcuni io schifo il Napoli, va bene? Vi va bene? Perché parlo delle altre squadre, ma di che cazzo stiamo parlando, Ma di cosa stiamo parlando? Addirittura qualcuno mi ha scritto lo fai per i soldi, per le visual, lo fai per questo, per quello. Amico mio, ma tu lo vedi che io vado al lavoro la sera? E se lo volevo fare per soldi io al lavoro non ci andavo più. Ma ragazzi, pensate a quello che scrivete, vi supplico, prima di scrivere le puttanate, di darmi dell'antinapoletano a me, riflettete, andatevi a vedere chi vi piglia veramente buon culo. Ci sono talmente tanti tifosi napoletani, di youtuber napoletani, che vi prendono, andate a cercare quel target lì, dove parlano male andate a cercare quel target. Da me, su questo canale, avrete sempre uno che è sincero al 100%. Quando mi hanno detto tu non puoi criticare Conte perché è uscito dalla Coppa Italia, io lo critico, se non me ne frega un cazzo lo critico. Come criticai Spalletti che è uscito dalla Coppa Italia, come criticai Sarri, come criticai Ancelotti, non plus ultra degli allenatori, io l'ho criticato. Va bene, quindi non mi venite a dire sono antinapoletano perché parlo delle altre squadre. No, su questo canale avrete un sincero, un ragazzo sincero che parla di calcio, che ama il calcio e non aizza le tifoserie contro, come molti fanno qua su YouTube, per arrivare ai 10.000, 100.000, 200.000, 400.000 iscritti. No, perché non ha senso. Detto questo, iscriviti al canale, sempre comunque Forza Napoli. Ci vediamo alle ore 18 che c'è la Juventus su Gonzalo Higuaín, su Victor Osimhen, ma ne parliamo perché i giornalisti stanno facendo un casino, secondo me esagerato per nulla. Ciao alle ore 18.